È una squadra vincente formata da Regione del Veneto, Sistema Camerale Veneto, Confindustria Veneto Est e Confartigianato Imprese Veneto, che si è schierata ancora una volta accanto ai molti imprenditori del settore calzaturiero, presenti in questi giorni a Rho Fiera Milano, al MICAM, il Salone Internazionale della Scarpa, in scena dal 19 al 22 febbraio. Milano si dimostra sempre più un hub di presentazione delle nostre eccellenze. Con Confartigianato, Confindustria Veneto Est e Venice Promex, sotto questo ombrello ci sono le aziende che devono divulgare il loro sapere e il loro know-how al mondo. La partecipazione regionale è stata curata da Venice Promex, agenzia per l'internazionalizzazione del sistema camerale veneto, presente durante l'evento con uno stand dedicato alla promozione del territorio e delle eccellenze del Veneto, ma soprattutto come punto di riferimento per le oltre 36 imprese dei due principali distretti del settore Riviera del Brenta, Calzature Lusso e Sport System Montebelluna. Devo spezzare una lancia a favore della Regione Veneto come piccolo imprenditore, perché siamo riusciti a entrare in un bando, la Regione Veneto sta aiutando i piccoli imprenditori e quindi che la Regione sia qui per noi vuol dire essere supportati anche in queste situazioni, quindi grazie veramente sì. Essere veneti è un orgoglio, io sono veneto da generazioni, quindi vengo da una famiglia umile di operai, e quindi essere riusciti a mettere in piedi una piccola realtà che si pone sul mercato ad un target importante, un bel obiettivo raggiunto, siamo veramente felici. Un sostegno alle piccole imprese che devono essere presenti come sempre a Milano, perché è una vetrina che serve moltissimo agli imprenditori. Dobbiamo essere visibili, passano i clienti, vedono che siamo delle realtà, e quindi è importante, insomma. Aiuta moltissimo sostenibilità, giustamente, e credibilità, che quella è più importante, essere visti nel mondo. Importante per noi moltissimo la manualità, il nostro stile e le capacità che ancora abbiamo nel Veneto di fare le cose manuali e soprattutto soft. Incontri, informazioni, distribuzione di materiale e strategie di mercato che non si sono esauriti al solo stand. La Regione del Veneto ha offerto un pranzo di networking presso la sala Clubhouse del centro servizi del quartiere fieristico, dedicato alle aziende venete espositrici e ai loro buyers visitatori internazionali. Un momento conviviale durante il quale gli imprenditori hanno potuto confrontarsi condividendo esperienze e strategie, stringendo inoltre legami a livello imprenditoriale.